Edison Mariva, consigliere delegato Confcommercio del Veneto. È stato presentato un manifesto importante dei proclami, sostanzialmente perché siamo usciti dalla crisi o perché siamo ancora nel cuore di una situazione abbastanza buia. La luce c'è o no? La luce ancora non c'è, sono 8 anni di crisi, non ne possiamo più. Vogliamo rifiutare la crisi. Da soli non possiamo farlo, abbiamo bisogno della politica, di una politica diversa, che sappia ascoltare e interpretare guardando in un'ottica di breve periodo, di medio periodo, non nell'ottica della legislatura. Si parla di riforme, il Paese va riformato, però a nostro avviso la riforma importante è una: bisogna abbassare le tasse. A Roma come in Veneto, la gente non ne può più. Con tasse alte come in Italia non possiamo credere nello sviluppo. La prova è immediata. I primi mesi di quest'anno hanno segnato un aumento dell'occupazione. Si dice perché c'è il Jobs Act, non è vero, perché nella legge di stabilità si sono abbassate le tasse per i contratti a tempo indeterminati e le imprese hanno subito reagito, hanno subito dato nuova occupazione. Quindi l'una è la riforma da fare, no il Senato, la legge elettorale, questo, quell'altro, la burocrazia. No, bisogna abbassare le tasse e noi l'abbiamo chiesto con forza a chi? Ai candidati presidenti, perché siamo molto preoccupati di quella che si chiama fiscalità locale, delle tasse che paghiamo dove viviamo, dei servizi pubblici che paghiamo. Pensate che l'insieme di queste tasse, servizi e tariffe in 10 anni sono aumentate di 3 volte, mentre le tasse nazionali sono aumentate soltanto di quasi una volta. Allora vuol dire che qualcosa non va. La politica deve sapere ascoltare, deve sapere interpretare, l'aspettiamo al varco, l'abbiamo sfidata, abbiamo mandato ai 4 candidati presidenti, aspettiamo che ci diano una risposta e poi i nostri associati capiranno loro chi è il più credibile, chi ha il progetto più credibile, chi per esempio sa puntare in maniera moderna sul turismo, sul commercio e sull'innovazione abbassando le tasse.